Questa agenzia investigativa succedono certe cose. Gli agenti, freschi provoloni. Il capo ve lo farò conoscere. Ma guardate Spione che cosa ha combinato. Per fare una riunione ha portato 100.000 sedie. Ma adesso mi sentirai, sì che mi sentirà. Spione? Sì, l'ho preso il posto, le agenzie investigative. Spione! Momento solo. Oh, padrone, buono. La segretaria. Quando è buona! Spione! Ma perché devo fare niente? Spione! Scusate, sto parlando di quando quel cliente nostro. Scusate. Ancora? Sì. Senti Spione, io non posso coprirti sempre con il capo, questo l'hai capito? Signorina Minette, datemi ancora una mano. Quando io mi imparo i trucchetti e sarò veramente un agente perfetto. Ancora? Ma quali trucchetti? Sì. Questa è tecnica. È tecnica? È la terza volta che tu fai fotografie a soggetti fuori dall'indagine. Ah, questo è vero. Perché hai fotografato un cane? È perché il cane piano piano, bu, seguiva la signora Trippa. E tu hai pensato che il cane per seguire la trippa? Tenevo fama. Santa pazienza, vedi come fai confusione? Sì. E ti allontani da scoprire dove va la trippa e cosa fa il cane. Sì, è vero. E se il cane fosse stato il nostro cliente, signor Cornice? Sì, questo è vero, io non ci ho pensato. Ma questo tu dovevi accettarlo. Sì. Senti Spione, se tu lavori ancora in questa agenzia investigativa, Sì. è solo per me, lo capisci? Lo capisco ancora, perdonatemi. L'ultima volta, non dite niente al capo. Perché io ve lo giuro che da domani sarò il vero zero. Solo zero, anzi sotto zero. No, signor Dito, no, signor Dito, no, sotto ghiaccio, no. Sì, vi devo distruggere. Va Gianguaia proprio. Ma è possibile che è un anno che state dietro a questa signora Pippa? Signor Dito? Dite. La signora non si chiama Pippa, No. si chiama Trippa. Va bene, trippa, daranne e birre, che c'entra? La cosa importante è che noi portiamo degli indizi precisi. Non degli accertamenti campati in aria così o delle fotografie sfocate. No, io contesto. Queste sono fotografie sfocate. Guarda. Aprite sta capa, questa è una capa. Una capa morta. No, è una capa di cane. Madonna. E questo cane ci porterà A casa dei cani. no, a casa vostra. Ma andate bene. Sì. La colpa è vostra. Sì, è vostra. La colpa è solo vostra, sì, perché a questo signore, lo spione, non ci avete dato delle istruzioni precise. Lui che viene e proviene da quella grossa agenzia, dice lui, l'investigazione, l'ombra del sud. Mi avete chiamato? Assolutamente no. Ma no, signor Dito, io gli ho dato anche da leggere un libro di Hitchcock, mi dovete credere. Ah sì, ma volete mandare in giallo? No, in due giallo no. E ora che mi è successo quando ero bambino, signor Dio? Che vi è successo? Sì, ho caricato i diavolo nelle lanterne e sono chiuso con la capandella e mi sono fatto tutto giallo. Ah, sì. E la mammina mi ha portato all'ospedale a Cotugno. Guardate all'ospedale, guardate che la faccia che tiene, quello è molto strano. Se ne da cacciare, questo non fate bene, spione. È una parola essere spione. Voi non siete nemmeno uno spioncino di un portone di una chiesa sconsacrata. Non è vero, io Sì. contesto ancora perché io sono una spia. Chi spia a chi non può essere spiato. Signor Dito, Dite. vi prego, dateci un'altra possibilità. Dateci un'altra possibilità. Ma non ci ha cacciato. Un'altra possibilità, ma guarda signorina, voi lo sapete bene da quanti anni lavorate con me? Sono tanti anni. Tanti anni. E ho sapete buono, questo è un mestiere particolare, un mestiere che bisogna avere un cervello. Ma un cervello, non un cervello così, un cervello Come una pallenzugna. C'entra? Guardate, che c'entra? Avete visto? Un cervello oleato. Oliato. Un cervello lubrificato. Va bene l'olio No, va parli. bene. No, una miseria che mi manca l'olio dei motori che l'ho bruciata qui, va bene. Perché avete un motore di cervello grippato. Arrugginito. Bravo! Arrugginito. No, arrugginito no. Signor Dito, Dite. vi prego, fatelo per me. Fatelo
fammela per me. Niente, me ne dai mancano lì, andiate bene, madonna, ma questo mi dà fastidio proprio. È un'altra possibilità. È un'altra possibilità. Lo dite voi. Andiamo? Che ci devo dire? Andiamo avanti. Pronto? Chi parla? Pronto? Chi? Che rispondi? Andiamo avanti. L'ho fatta? Non l'ho fatta la possibilità. E allora nuovo stavo pensando, che cosa dirvi? Aspettate, fatemi pensare. Qua lo voglio io. Avete visto mai un albero diritto? No. Hai visto? Perché un albero guarda qua, un albero guarda là e un albero guarda blu. Hai visto come risponde? Per esempio, che vi posso dire? Il cocozziello. I cocozzielli vanno su misura, tanto, un po' più tanto, sorride e sono storto come un rito. Posso dire? La banana. La banana sono tutte storte. Ah, sì? Si stanno cercando chi è drizzi. No. Vanno perché No, quando no. sono diritti No. vanno meglio a Macedonia. No, non è possibile. Cosa dici? Questa è stata l'ultima prova di intelligenza. Invece voi dimostrate ancora voi che siete un ignorante. Andiate innanzi a noi, la colpa è vostra, sì, sono vostra. Non mi facete sciambare. Mo bagno rete se non ha fornito. Andiate bene, perché voi parlate solo col cuore. Ma lava capo ciuccia per l'acqua e il sapone. So cose che non c'erano, con chi la vuoi pigliare?